Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te. Parliamo della storia di Silvana che non vede il padre da 50 anni. È la figlia Iside a chiedere aiuto a Maria De Filippi perché quando guardano insieme questo programma, tutte le volte la madre Silvana, in lacrime, pensa sempre a padre che l'ha riconosciuta e poi abbandonata. Il padre Aldo accetta l'invito ed eccolo in studio con la sua seconda moglie. Silvana si rivolge subito al padre con toni aggressivi, ha tanta rabbia dentro e nel raccontare la sua storia parla di un abbandono totale del padre. Ma ecco che si creano le prime incomprensioni. Il padre racconta una versione della storia un po' diversa. Allora Aldo aveva 19 anni e ha dovuto rinunciare a lei per imposizione della famiglia materna. Pertanto dice di averla sempre pensata. So che compie gli anni ad aprile, poteva farsi viva prima, dice il padre. Anche in questo caso Maria fa dei veri miracoli. Il padre, intimorito dall'aggressività della figlia che sfoga così tanta rabbia, ammette di non avere un carattere forte e in un certo senso spaventato decide di chiudere la busta. La figlia subito reagisce dicendogli sempre con tono acceso o adesso o mai più. Ma Maria è Maria, non si arrende di certo così. Si nasconde dietro la busta e suggerisce alla figlia Silvana di stare zitta. E rivolgendosi al padre: Aldo, guarda che poi te ne penti e hai il rammarico, provare non costa nulla. Adesso hai la possibilità di raccontare la tua versione. Tu hai solo la colpa di aver fatto passare tanti anni e non dovevi farlo. Questo è quanto dice Maria. E tra le parole di Maria e quelle della moglie, che non ha niente in contrario, anzi è felice che tra padre e figlia possa nascere un rapporto, Aldo si convince e apre la busta. Quando si abbracciano, l'uomo ribadisce che la verità è un'altra. Tutto è bene ciò che finisce bene. Piaciuta questa storia? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!